sono Peppa Porca? E chi sei frate Giorgi? E che sei mamma? E chi sei papà? Parlate però porca. Papà Porco è stato incatastato a un pranzo a casa degli ignori. Ma se ti pensieri di venire a casa di mamma, ma perché non dice? Indovina, tu dico sempre che mi caga proprio cazzo. Papà, ma però vedi carrare la strada che già tardi. Stai sciolto, sto facendo la cartina da internet, sta male all'arte, Mannaggia boy, che traffico. La famiglia di Peppa è rimasta bloccata sul doppio senso. Sicuro che non ci sta un incidente e la gente se ne ferma a guardare. Il padre di Peppa avvia bussa con mucazzi. Ma che posso fare? Salute! Per invece povera. Dico del padolo che ci che pensa. Indovina se hanno fatto l'una. Fanno sempre che li scurnacchiate. Le palle di sacca stanno. Penso che stanno a cuocere a poco. Pronto, chi parla? Ciccio con le palle. Stiamo arrivando. Facciamo presto. Senti, se non mi hai portato la pubblicità girata della tavola, ma io non mi dà procento proprio. Ma stronzo, non stai filmare la pigliata. Tu lo sai che le tiene a capo solo per spartire ricche. Dici che no? Dica allora. Come sta la situazione che arriva a Natale? Nennele tiene ragione, gli che la cartina. Ma che stava a strada? Saccina scorciatoia. Ciao, noi ci siamo, pigliato culo. Fate mamma. Pozzo sculò. Mamma Porca li ha fatti svoltare in un vicariello di Casoria, che dopo però devi prendere la macchina e l'itta. Stiamo ci portando queste cose. Ma l'ho già fatto fare l'ammortizzatore, ma io c'è. E paparella, ma va brucio mazzo quando faccio dell'uovo. Ma si mesce con po' quadriglia. E se non sei tu. Vabbè, stammi la tavola di puntetta a capo. Sacca. Sto sempre. Quella la gente fanno tanti masti che sanno le strade e poi appaiono solo figure e merda. Non sacci. Wow, il nemmeno milioni di visualizzazioni. Va bene, ma tu alla fine sei di torno di Pozzoli. Non sacci. Ciao! Ciao!